porto. Oggi, grazie a uno studio che è stato fatto recentemente, in porto lavorano quotidianamente 10.000 persone. Ora, non è che noi in questo salone dell'orientamento pretendiamo di coprire tutte queste professioni, ma molte professioni, alcune professioni sì, penso a tutte le attività che si svolgono all'interno portuali, penso all'attività degli spedizionieri, penso all'attività degli agenti marittimi, all'attività dei broker. È veramente un mondo estremamente variegato. E sulla base della nostra esperienza devo dire che tutte le volte che abbiamo avuto occasione di incontrare dei giovani, dei ragazzi attraverso iniziative che hanno fatto fino ad oggi autonomamente, autorità di sistema, abbiamo riscontrato un grandissimo interesse. Un grandissimo interesse perché io sono di parte, quindi posso essere un po' troppo entusiasta forse, ma il porto esercita comunque un fascino nei confronti delle persone giovani che raramente credo si riscontri in altre mansioni, in altre dimensioni. La visita del porto, unitamente alla spiegazione di quello che è, nel vedere anche, se volete, fisicamente alcuni aspetti che caratterizzano oggi il porto stesso, leggere, spiegare le dinamiche che oggi attraversano il commercio internazionale e lo sviluppo del porto sono elementi di grandissimo interesse. A volte devo dire che quando facciamo qualche incontro con qualche classe, il tempo non basta mai. Il tempo non basta mai perché le persone che partecipano vorrebbero continuare ad avere informazioni, spiegazioni su quello che accade in porto. E la partecipazione a questo Salone della Formazione viene in un momento particolare, secondo me. Siamo in un momento in cui, come in tanti altri settori, il lavoro, tutti i lavori, tutte le professioni che stanno attorno al porto stanno cambiando in maniera molto significativa, prima di tutto ovviamente per le tecnologie, e quindi si sente particolarmente la necessità del cambio, di un ricambio generazionale o comunque di un'introduzione di nuove generazioni. Condivido molto quello che è stato detto prima, che al di là dell'aspetto tecnico c'è un aspetto di mentalità, di freschezza, di innovazione che deve essere assolutamente valorizzato. Lo dico nell'esperienza nostra, anche recentemente l'autorità portuale, perché seguo le vicende marittime, ha lanciato dei bandi di assumere direttamente persone giovani. E devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi l'apporto che dà alla persona giovane, se ovviamente adeguatamente formata alla base dal liceo o dall'università, è un apporto di grandissima rilevanza, di idee, di voglia di partecipare. Questo è un tema, secondo me, che si riscontra nei giovani, che va assolutamente valorizzato. E poi il porto, per sua definizione, ed è un altro elemento che affascina molto, è l'internazionalità. Cioè chi oggi lavora in porto, in qualsiasi professione fa, praticamente in qualsiasi carriera delle professioni, parla con il mondo. E parla a volte con mondi sconosciuti, perché le relazioni commerciali del porto di Genova sono con tutti gli scali, in tutti i continenti. Quindi a seconda di dove uno va a lavorare, nella casa di spedizione, agenzia marittima, si trova a lavorare in posti che magari si ricorda alle scuole medie, forse dalla scuola. Ed è anche questo un elemento che veramente attira. Pensando a quello che rappresenta il porto, rappresenta le attività marittime per questa città, quindi penso che questa attività, questo nostro impegno dovrà continuare in futuro, anzi dovremo svilupparlo ulteriormente a tutti i livelli, con le associazioni, come stiamo già facendo, con le università, con le quali organizziamo degli stage, penso all'economia, penso all'ingegneria, perché quindi ecco, questo è l'altro elemento interessante, cioè il porto offre possibilità lavorative a vari livelli, lo offre all'ingegnere, lo offre all'esperto ambientale, lo offre all'informatico, lo offre ai laureati in economia, lo offre agli operatori, lo offre anche a chi laureato non è. Penso sia al settore commerciale e al settore industriale del porto, guardate, un altro settore che spesso viene dimenticato, ma che dà lavoro a tantissime persone, che richiede persone giovani e che richiede persone di buon livello, diciamo, dall'artigiano, per mantenere l'altissima qualità del prodotto, della cantieristica, dei grandi yacht italiani e di Genova in particolare. Genova c'è una leadership a livello mondiale, forse non tutti lo sanno, grandi yacht, sia a
livello di design e di ingegneri. Quindi di nuovo anche in questo settore tutti i livelli sono interessanti, quindi partecipiamo molto fiduciosi sul successo dell'iniziativa. Grazie.